Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere un po' i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video diciamo nella fase principale dei nostri lavori di potatura. Uscirà quando ormai sono passate le feste e vi ringraziamo dei vari auguri che ci state scrivendo sotto i vari video e ovviamente contraccambiamo. E ovviamente ecco, noi parliamo ancora di potatura, in questo caso lo facciamo in un vigneto a pergola. Ecco, questo è anche il periodo giusto per affrontare la potatura, anche per chi magari ha un piccolo appezzamento o magari ha qualche pergola in giardino, nel senso che almeno nelle nostre zone sta facendo comunque un periodo molto asciutto, molto freddo e secco, e questo favorisce meglio la cicatrizzazione dei tagli e quindi la vite può affrontare meglio con le proprie forze lo stress dovuto dalla potatura. Ecco, in questo caso vedete noi siamo in un vigneto a pergola, qui abbiamo una bella vigoria perché comunque sono piante abbastanza datate che si sono sviluppate molto bene, hanno una parte vegetativa molto forte e quindi da questo grossa quantità di vegetazione che ci troviamo ovviamente in questo momento lignificato perché siamo in inverno, ecco, noi dovremmo andare poi a selezionare 2 o 3 capi a frutto per poi controllare la produzione della stagione prossima. Ecco, come vedete abbiamo queste piante che si stanno organizzando, sono state potate insomma nel corso degli anni lungo il filare, ovviamente in questa direzione, ma che poi i tralci non vengono legati, la grossa differenza con il guyot, non vengono legati verso il filare, ma vengono poi protesi verso il centro dell'interfila in modo tale da sviluppare appunto la pergola. Ora l'anno scorso, scusate, avevamo lasciato, studiando questa vite, era stato lasciato un capo a frutto, un secondo capo a frutto e un terzo capo a frutto. Qui noi dovremmo lavorare su quello che abbiamo lasciato l'anno scorso, sugli speroni lasciati l'anno scorso e da lì portare avanti la produzione per l'anno prossimo. Quindi l'obiettivo di oggi sarebbe quello di potare quello che ha già prodotto e andare a creare 3 centri, 3 nuovi capi a frutto che andranno a produrre la stagione prossima. Vedete, in questo lato noi avevamo lasciato questo piccolo sperone, adesso tagliamo il secco in modo tale che sia ben visibile, vedete uno sperone con 2 gemme, una sul lato basso e uno sul lato alto, quindi una ventrale e una dorsale, che ha creato questi 2 bei tralci, e anche in questo caso andremo a creare continuità linfatica lasciando questo sperone a questo più o meno punto, poi in estate vedremo di fare pulizia della testa e gestire i germogli, e questo invece verrà poi ripulito e diventerà tutto un capofrutto. Qui avevamo lasciato uno sperone ma non aveva lavorato bene, per cui proviamo a fare una cosa del genere qua, a tenere questo come sperone, ok, ci alziamo un po' purtroppo e andremo a tenere questo come capofrutto, quindi tagliamo il nostro capofrutto e questo verrà poi, essendo un legno di un anno, verrà poi adibito a capofrutto, ovviamente legandolo e gestendolo. Ecco, poi ci restano questo centro e quest'altro centro. Qui questo tralcio lo tagliamo perché ha già prodotto, è un tralcio di un legno di 2 anni che ha già dato il suo contributo, e quindi ci concentriamo da quest'altra parte. In questo caso ci concentriamo su questo sperone che abbiamo lasciato l'anno scorso. Vedete, come il precedente sperone, in questo caso troviamo sempre una gemma ventrale che ha prodotto questo bel tralcio e una gemma dorsale che ha prodotto quest'altro. Per cui, per evidenziare meglio questo sperone, andiamo a rifilare il vecchio, andiamo a tagliare il capofrutto che ha già prodotto, e vedete come abbiamo liberato un po' il campo d'azione, così si capisce meglio, e ci concentriamo appunto su quello sperone. Ecco, qui sempre per dare continuità linfatica scegliamo di speronare, di tenere come sperone questo tralcio, quindi lo tagliamo in questo modo, e il suo compagno, l'altro tralcio, verrà gestito facendolo passare sopra il filo di ferro in questo modo, e poi verrà poi legato a una certa distanza dagli altri tralci fino a questo filo di ferro, quindi indicativamente potrebbe avere questa lunghezza di una decina di gemme indicativamente. Ecco, vedete come abbiamo gestito questi 3 centri, quindi abbiamo il primo, il secondo e il terzo, dai cui abbiamo ricavato lo sperone e il capofrutto per l'anno prossimo. Poi vedete
questo verrà legato indicativamente a questa distanza, a questa lunghezza meglio, ecco. Anche questo ovviamente si potrebbe abbassarlo, giusto per far vedere a livello così, diciamo, di completezza di lavoro, più o meno a questa lunghezza indicativamente, ecco, e poi andrà legato. Ovviamente in questo vigneto teniamo circa 3 tralci o 2 o 3 tralci a seconda della vigoria della pianta. Dicevamo, sono piante molto forti, terreni veramente fertili. Qui siamo un po' nella parte un po' bassa della collinetta, per cui qua abbiamo un terreno che spinge molto e ha bisogno di sfogare la vite, altrimenti crea una quantità di vegetazione immane e ha bisogno di riequilibrare con una parte, diciamo, fruttifera. Ecco, anche in questo caso noi dovremo lavorare con gli speroni che abbiamo lasciato l'anno scorso e concentrarci appunto nell'individuazione di questi nuovi tralci. Poi la distribuzione, la legatura dei tralci è molto importante, perché vedete, in questo caso noi siamo partiti dal tralcio quello più alla mia sinistra, e quindi in questo spazio diciamo sarà morta sicuramente negli anni una vite. In questo punto doveva esserci una pianta che occupava il suo spazio, avrà avuto la sua produzione. Ecco, in questo caso questo tralcio probabilmente verrà legato un po' in questo modo, in modo tale da andare a occupare questo lato e lasciare spazio eventualmente per altri tralci che vedete troviamo in questa situazione, in questo punto qui. Ecco, quindi andiamo sempre a fare la potatura e a gestire i centri, diciamo così, di produzione dell'uva, dei tralci, delle gemme, tutto quanto, anche in base un po' alla situazione che veniamo a trovarci man mano. Insomma, ecco, ci dobbiamo un po' adattare, avere un po' gli occhi che buttano un po' verso destra, un po' verso sinistra, proprio per capire il contesto in cui è presente la pianta che stiamo potando. Ecco, anche in questo caso abbiamo lavorato con 2 bei tralci e 2 bei speroni, diciamo molto indietro, quindi molto piacevoli. Qua siamo andati un po' in avanti e poi vedremo insomma come gestirla nei prossimi anni. Ecco, questo poi è un vigneto che appunto verrà gestito a livello manuale anche nella potatura verde, perché ovviamente qui noi non abbiamo attrezzature che possono fare cimature particolari, per cui dobbiamo sempre un po' gestirle in modo manuale. Diciamo la pergola ci dà la possibilità proprio di metterci le mani anche durante il periodo estivo, per cui qualche ritocco da parte dell'operatore verrà fatto, ovviamente da parte nostra verrà fatta, perché ovviamente dovremo venire a valutare sempre molto bene la situazione che noi abbiamo, insomma, in modo tale da avere sempre equilibrio tra parte vegetativa e parte ovviamente produttiva. Ecco, questo poi è un vigneto abbastanza datato, lo si capisce anche dai fili di ferro, ovviamente, oltre che dalla dimensione, diciamo dalla forza che hanno queste piante, ed è una varietà, questa la Fernanda, la cortese, che noi andiamo a raccogliere indicativamente verso la prima decade di settembre. Ecco, indicativamente siamo in quel range, diciamo, di 7-15 di settembre. Ecco, anche qui diciamo l'abilità, diciamo, del potatore è quello un po' di districarsi dentro questa, diciamo, foresta di tralci, che è un po' diverso rispetto appunto alla potatura della diciamo così, della spalliera, dove si ha un vigneto generalmente meno vigoroso e un'impostazione un po' differente. Quantunque abbiamo cercato un po' di riconvertire, ecco, queste pergole con la potatura ramificata, quindi vedete anche in questo caso abbiamo sempre il nostro sperone che ha lavorato anche bene, quindi andiamo sempre a lavorare sulla continuità linfatica. Vedete, in questo caso abbiamo lavorato con questo sperone, tenendo questo come sperone per l'anno prossimo, questo tralcio invece come capofrutto. Analogamente, vedete, in questo caso abbiamo continuità linfatica con questo tralcio e abbiamo ottenuto lo sperone, questo capo a frutto bello robusto, e andiamo a potare, a tagliare, a eliminare, a scartare il tralcio di 2 anni che ha già prodotto. Ecco, analogamente su questa parte, vedete qui subito cogliamo l'occhio sui nostri centri che abbiamo lasciato, quindi sui nostri speroni che abbiamo lasciato. Anche qua 2 colpi di forbice e di fatto la nostra vite è potata.
Ecco, anche qua vedete questa pianta dove c'è già, diciamo, delle zone, diciamo, di produzione, dei centri di produzione. Noi cerchiamo di mantenere, ecco, questa impostazione andando a cercare appunto degli speroni, come in questo caso, in modo tale da tenere comunque viva, diciamo, la continuità linfatica e quindi trovare sempre poi anche per l'anno prossimo, diciamo, una distribuzione, poi dipende un po' da come ha lavorato purtroppo lo sperone, ma insomma cercare sempre una distribuzione in punti ben organizzati. Ecco, come vedete noi alterniamo un po' la potatura della vite a spalliera a quella pergola, nonostante la vite a spalliera è la forma di allevamento, almeno dalle nostre parti e nella nostra azienda, più diffusa, ecco, nonostante ci sia ancora qualche pergola nella nostra azienda. Magari se volete scriverci nei commenti da voi come siete organizzati in azienda, se avete delle pergole, se le avete già tolte tutte, se nelle vostre zone non sono proprio presenti, e ci fa piacere insomma condividere un po' con voi com'è la situazione, come vi trovate con la potatura, come vi state, diciamo, adattando ai vostri impianti, o come state insomma adattando la potatura, ecco, alle vostre esigenze, alle vostre situazioni. Ecco, ovviamente ci vuole sempre un po' di manualità, un po' di esperienza sempre nella potatura, perché è sempre un lavoro delicato, un lavoro che va, diciamo, a influire sulla annata agraria successiva. Ovviamente è un lavoro di scelte continue, perché ovviamente il fatto di tenere un tralcio o un altro, o il numero di tralci che vengono lasciati per esempio per ceppo, ecco, andrà a influenzare ovviamente la raccolta sarà uno degli influenzamenti, ecco, della raccolta dell'annata prossima. Ecco, poi nel vigneto a pergola, soprattutto in vigneti che hanno una bella vigoria, una bella forza, vedete quanta vegetazione abbiamo, ecco, diciamo, ecco, non bisogna essere assolutamente timidi, perché bisogna tagliare proprio per, insomma, alla fine della giornata avere un po' di lavoro fatto. Diciamo, sicuramente è un po' più veloce la potatura delle spalliere, proprio perché almeno nelle nostre zone sono vigneti un po' più giovani, hanno un po' meno vigoria, quindi meno tagli da fare. Però insomma, ecco, anche la soddisfazione a volte di portare avanti un vigneto così antico è comunque molto appagante per noi, e alternare un po' i lavori a spalliera, dei lavori fatti nei vigneti a spalliera ai lavori a pergola, insomma, è comunque soddisfacente, è comunque stimolante, quindi ci piace, ecco, questo sistema da noi un po' misto, un po' ibrido, dove andiamo a fare più lavori magari nella stessa settimana, più situazioni, ecco. Ecco, dato che abbiamo il vigneto a pergola proprio vicino a un altro piccolo appezzamento di grano che abbiamo seminato, vi facciamo vedere un po' come si sta sviluppando anche il germogliamento, e quindi facciamo vedere un po' i progressi del nostro cereale, dato che avevamo fatto in uno scorso video qualche settimana fa un po' alcune piccole riprese sul germogliamento del frumento. Vede, pian pianino che passano i giorni è sempre più visibile il germogliamento e l'accrescimento del frumento, piano piano si sta sviluppando, ovviamente con le condizioni meteo favorevoli appunto allo sviluppo di questo cereale. Ecco, noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi lasciamo qui in fondo sempre alcune schede magari relative proprio alla potatura, in particolare la potatura delle pergole. Come vedete, questi sono argomenti che noi cerchiamo di sviscerare, di andare proprio nel dettaglio, perché è un po' il lavoro che facciamo più spesso, più frequentemente e continuativamente, e ci piace ogni video comunque cercare di trovare delle piccole sfumature, dei piccoli ganci, per poi andare a sviluppare dei sottoargomenti, diciamo, sempre inerenti a questo lavoro. Quindi ci vediamo venerdì con una nuova puntata, con un nuovo video.